Ho iniziato laureandomi in medicina a fine luglio, poi biotecnologia a settembre, ingegneria a ottobre, a novembre non c'erano appelli, quindi anche volendo non si poteva, e a dicembre ho completato la magistrale in biotecnologie molecolari e Sant'Anna. 5 tesi discusse in 4 mesi, ma non chiamatelo genio. Giulio De Angeli preferisce definirsi un ragazzo a cui piace studiare. 26 anni di a dicembre il suo ultimo traguardo, la laurea magistrale in biotecnologia molecolare con il massimo dei voti. Basta studiare, non ci vogliono i superpoteri, davvero, è una cosa che, come ho fatto io, può farla chiunque. E secondo me la grande differenza, il delta, proprio il differenziale, è la motivazione. Bisogna essere innamorati di quello che si fa. Il giovane studente dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna ha un sogno preciso. E il mio sogno è fare il ricercatore, in particolare nell'ambito delle malattie neurodegenerative che sono la pandemia con la P maiuscola, nel senso che sono un problema di portata veramente devastante che riguarda qualcosa che è dell'ordine di 1 su 3, 1 su 4 di noi, per il quale al momento non abbiamo alcuna terapia eziologica. Sguardo limpido e tanto entusiasmo. In questo Giulio rispecchia appieno i suoi 26 anni, oltre allo studio la passione per l'aeronautica e la musica, ma quando parla di ricerca scientifica sembra un veterano. Il ruolo centrale ce l'hanno gli scienziati perché devono imparare sempre di più a comunicare quello che fanno e non solo fra di loro, non solo con i paper scientifici tecnici che sono fatti per essere capiti dagli addetti ai lavori, ma anche comunicando al grande pubblico l'importanza del proprio lavoro, perché solo così il pubblico avrà consapevolezza della vastità delle ricerche che c'è dietro ad ogni scoperta scientifica, ad ogni vaccino, ad ogni farmaco. Nel futuro di Giulio dunque la ricerca, forse all'estero, ma in stretto contatto con il suo paese perché non vuole essere considerato un cervello in fuga. Adesso sto lanciando un progetto di orientamento che arriverà in tutta Italia e si chiama A Choice for Life e sarà dedicato a tutti i ragazzi delle scuole superiori e dei primi anni di università. Trovate tutto sulla mia pagina Facebook e sul sito achoiceforlife.it che sarà operativo a breve. Dai, di nuovo.